Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Si è tenuta la cerimonia di apertura del tratto d'autostrada A19 all'altezza della galleria Capraria tra Scillato e Caltavuturo. Presente anche il presidente della regione Schifani, che ha annunciato la chiusura di tutti i cantieri sulla Palermo-Catania entro il 2026. E proprio durante la cerimonia il presidente Schifani ha parlato delle prossime elezioni europee commentando l'alleanza con l'ADC di Totò Cuffaro. Mi dispiace che in tanti gli stiano voltando le spalle pubblicamente per poi contattarlo e chiedergli i voti, il commento di Schifani. Brutta avventura nel trapanese per un 48enne precipitato da una delle scogliere di Cala Berretta all'interno della riserva dello Zingaro. L'uomo ha passato tutta la notte nel punto della caduta per essere recuperato soltanto in mattinata dai soccorritori allertati da un turista. Grande cornice di pubblico per la 16ª edizione di Un Gol per la Solidarietà che si è svolta allo Stadio Angelo Massimino di Catania. Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la Nazionale Artisti TV. Chiudiamo con il meteo. Domani è ancora una giornata caratterizzata da cieli nuvolosi con qualche pioggia sparsa in Sicilia. In serata l'ingresso di correnti secche che determineranno un rapido rasserenamento. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.